Amici di Fanner, benvenuti al Palatolive, la 13ª giornata del campionato di Serie B della Lega Calcio al 5. In campo c'è la prima della classe, la Capitolina Marconi, che vuole confermarsi sempre di più prima di questo girone. L'avversario di oggi è il Virtus Fondi, un avversario ostico che viene da 2 vittorie consecutive. Tutto pronto, squadre al centro del campo, direttori di gara in questo momento scambiano il saluto con i giocatori di entrambe le squadre. Padroni di casa al momento a +8 sull'Ardenza Ciampino seconda. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Ospiti che battono in questo momento il primo pallone del match in maglia rosso e blu da destra a sinistra dei vostri schermi. C'è subito un pallone in profondità giocato male e dunque possibilità subito persa e pallone in possesso dei padroni di casa. Portiere che lancia sulla sinistra. Pallone perso, Fondi in possesso del pallone, palla in avanti, c'è la copertura, attenzione al numero 8 che si va a vedere, può calciare col mancino, parte in questo momento in diagonale, pallone che termina sul fondo. Passato accanto alla porta, difesa da De Paula. Attenzione al pallone in profondità per il numero 15 che si libera bene, prova ad andare via, non riesce a toccare. Siamo già all'altra parte del campo, possibilità di andare sul lato di sinistra, si allunga il pallone però il numero 8 della Capitolina Marconi, Ugherani. Ricominciano gli ospiti col possesso nella propria metà campo, pallone in profondità. Attenzione allo scontro tra due giocatori avversari. Ultimo tocco di un giocatore del Virtus Fondi, può ripartire la Capitolina. Sale il capitano che serve un compagno sul lato di destra. Giocano corti. Tutti i giocatori della Capitolina sono nella metà campo avversaria. Pallone per il numero 23, cerca lo scambio con Ugherani. Pallone verso il centro. Chiude la difesa. In qualche modo se la cava la difesa del Virtus Fondi. Pallone centrale, attenzione alla botta col destro che termina di poco lontana. Ci ha provato il capitano, il numero 10 Taloni. Capitolina che pressa alta, vediamo la difficoltà del Fondi comunque a trovare spazi. Scambio ancora nella propria metà campo da parte dei giocatori in maglia rosso-blu. C'è la possibilità, bene, escono sul lato di sinistra, pallone per il numero 10 che mette dentro il rasoterra. Riesce ad evitare anche il calcio d'angolo il numero 1 Mazzucca. Pallone per il numero 10.
Suona dietro da Blasim che va a lungo col destro, non c'è nessuno però a ricevere il suo passaggio. Allora De Paula cerca anche lui un compagno che non c'è. Prima fase in cui le squadre si stanno studiando e stanno cercando di capire come poter far male agli avversari. Capitolina che pressa, anche il Virtus ora prova a mettere pressione alla manovra dei padroni di casa che provano a uscire ma perdono male questo pallone. Attenzione alla possibilità del numero 15, per il numero 15 lo recupera Ugherani. Attenzione al tocco errato centralmente, possibilità per il numero 10, gira su se stesso, poi scarica, arriva il numero 13 a calciare, il tiro termina però alto, ci ha provato Cioli. Ricomincia la Capitolina. Pallone largo per il numero 23. Centralmente si va a vedere il 16 che scarica per il compagno. Pallone orizzontale intercettato bene dalle maglie ospiti. De Paula va a lungo col destro sull'out di sinistra. Stava per uscire anche Blasim, non è servito il suo intervento. Proprio il portiere va ora a rimettere questo pallone in campo con i piedi. Rimessa laterale quando sono trascorsi quasi 3 minuti di tempo effettivo. Qui al Palatuli sale sulla destra il numero 15, fermato bene da Ugherani che tiene anche il pallone in campo. Poi lo tocca per ultimo Reali che concede questa rimessa laterale in zona pericolosa agli avversari. Giocata dietro la rimessa, pallone dentro a cercare l'inserimento da dietro, leggermente in ritardo l'arrivo del compagno cercato dal numero 10. Ricomincia la Capitolina, pressing altissimo ora da parte del Fondi. Giocano anche nell'area di rigore, nella propria area di rigore, il pallone i padroni di casa e poi sono costretti a sprecare questa opportunità di possesso. Funziona finora il pressing del Virtus Fondi che sta riuscendo a mettere in difficoltà la fase di impostazione della Capitolina. Marconi che ora recupera il pallone, possa dire il capitano che allarga sulla destra per Ugherani, possibilità di andare centralmente da Reali che calcia col destro, pallone che rimane lì e viene poi allontanato in corner. Ci ha provato con la punta Reali, ha trovato la grande risposta di De Paula. Prima vera occasione del match. Pallone giocato dietro, Ugherani col sinistro ribattuto, finisce comodamente tra le braccia di De Paula. Fondi che prova a giocare sull'out di destra, numero 7 attaccato da Reali, ricomincia da dietro. Provano ad andare via sull'out di sinistra. Giocatore in maglia ospite, si copre bene la Capitolina, avanza ora palla al piede il numero 15 che cerca il numero 2 con il compagno, chiude bene il capitano Taloni, mentre la sfera è ora per il neoentrato numero 11 che allarga sulla sinistra proprio per Taloni che riceve, avanza palla al piede il numero 10 che poi va a largo sull'out di destra. Centralmente si va a vedere il compagno, sfera che milita nei pressi della zona mediana del campo, tentativo di verticalizzazione ora, pallone verso il centro che non trova però maglie gialle, possibilità di andare per la Virtus Fondi, prova a fare tutto da solo il numero 15, fermato, tutto regolare secondo il direttore di gara, si può continuare a giocare. Taloni serve la sovrapposizione di un compagno, pallone lungo, si era fatto vedere il numero 11 Sordini. Rimessa laterale per Virtus Fondi, della quale sta per incaricarsi il numero 7 Olleia.
Si può giocare in questo momento. Pallone per De Paula, che serve un compagno sul lato di sinistra. Verticalizzazione a cercare il numero 13, prova l'1 contro 1. Chiude bene però il numero 12 della Capitolina Marconi, Leonaldi. Angelini, Blasim, Sordini, pallone per il numero 16, punta un avversario, finta sul destro, prova ad andare via, si allunga troppo la sfera, interviene anche De Paula, non l'ha toccata il portiere ospite e dunque rimessa dal fondo per gli ospiti. Pallone in verticale a cercare il numero 15 che cerca il destro e trova la grande risposta di Blasim. C'è il Virtus Fondi e non vuole essere una vittima sacrificale quest'oggi. Al Palatoliv, laterale per la Capitolina, battuta da Angelini che va da Sordini. Scambio ancora all'altezza della metà campo, prova a farsi vedere Angelini sul lato di sinistra, servito in questo momento. Angelini, attenzione, pallone sulla linea di fondo campo, recuperato dagli ospiti, ma sono ancora maglia gialla in possesso. Numero 16 che prova a calciare con la punta, intercettata la sua conclusione, recuperato ora la sfera con Angelini che può andare col sinistro. Pallone sul fondo, prova ad alzare il ritmo la Capitolina. Riparte il Virtus da dietro. Pallone sulla sinistra, destra scusate, giocatore centralmente, siamo già sulla fascia opposta. Tentativo di 1-2 che non riesce, possibilità di andare per Angelini che serve Sordini che arriva sulla sinistra. In leggero ritardo, gesto di disappunto da parte di Angelini. Mentre fa il suo ingresso anche il numero 3, Patrick. Ricomincia da dietro il Virtus Fondi. Pallone giocato centralmente, attenzione, brivido per un attimo per gli ospiti. De Paula decide di non rischiare, va a lungo a cercare un compagno. Non ha trovato il compagno che cercava. Tutto da rifare. Chiede più concentrazione nella fase di possesso palla l'allenatore della Capitolina Marconi. Si fa vedere Angelini, si accentra, pallone sul destro, prova a servire Patrick che allarga sulla destra per Leonaldi che torna ancora dal numero 3. Cercato un passaggio per Sordini, non è andato a buon fine, recupera però il pallone Leonaldi, 2 contro 2, attenzione, può andare Leonaldi, fermato magistralmente dal numero 10 del Virtus Fondi. Everton. C'è un fischio da parte del direttore di gara in questo momento. È proprio Everton a terra, all'altezza della metà campo. Quasi 7 i minuti trascorsi in questo primo tempo. Risultato ancora di 0-0, due squadre che hanno dimostrato di potersi far male a vicenda. Capitolina Marconi che oggi ha trovato almeno per ora pane per i suoi denti. Virtus Fondi che sta pressando e sta provando anche a giocare. Ancora Everton, serve un compagno che va a lungo, manca lo stop il numero 13 Gioli. Poteva essere una buona occasione. Leonaldi, Sordini. Alza questo pallone ancora per Leonaldi che cade. Tutto regolare per il direttore di gara, non c'è stato contatto falloso. Si può giocare. Lo stesso palla nella metà campo per la Capitolina Marconi che si spinge ora nella metà campo avversaria. Angelini non riesce a ricevere questo pallone fuori misura da parte di Sordini, prova a incitare il compagno, il numero 2 in maglia gialla, mentre il possesso è per il Virtus Fondi. Attenzione al pallone giocato male centralmente, Everton commette un fallo, il primo del match su Leonaldi.
andrà a calciare col sinistro Sordini. Arriva il fischio del direttore di gara. Sordini gioca corto per Angelini che prova a calciare col destro. Il suo tiro viene respinto in corner da una maglia avversaria. Leonaldi gioca dietro per Sordini che controlla e calcia. Sarà ancora calcio d'angolo. Angelini dietro per Sordini. Numero 11 cerca un movimento da parte dei compagni. Si torna di nuovo da Leonaldi che prova a scambiare con Potric, chiude bene Everton, pallone recuperato per ancora da Leonaldi che prova a liberare il destro e trova ancora la risposta di De Paula. Batte Leonaldi questo calcio d'angolo sul secondo palo, controlla Angelini, non riesce a tenere la sfera in campo il numero 2 e viene chiamato un time out. Tutto pronto per la ripresa del gioco, si ripartirà con una rimessa laterale per il Virtus Fondi quando quasi la metà di questa prima frazione di gioco sta per passare. Cioli prova a scambiare con un compagno, pallone centralmente, attenzione alla possibilità per Potric, 3 contro 1, pallone sull'out di sinistra dove si stava facendo vedere Leonaldi. Ottima la chiusura da parte del difensore del Virtus Fondi. Sordini gioca ancora per Leonaldi, pallone sul destro, cerca l'1-2 col compagno, chiuso bene Leonaldi da Cioli, prova ad andare via il capitano del Virtus Fondi, guadagna questa rimessa laterale della quale va a incaricarsi in questo momento il numero 10 Everton che gioca centralmente, scambia con Cioli, torna poi dietro da De Paula, si fa vedere ancora per vie centrali il numero 8, chiuso bene però allora Sordini, ricomincia da Leonaldi, largo su Angelini, provano a penetrare la difesa avversaria giocatori della Capitolina Marconi in attesa del movimento giusto. Sordini, ancora Angelini e arriva l'anticipo da parte del numero 15 del Virtus Fondi, Wagner da Costa. Taloni sulla destra per Sordini che riesce ad andare via bene ad un avversario. Ancora Taloni sull'out di sinistra, prova ad accentrarsi, mette questo pallone sul secondo palo dove arriva Leonaldi, il quale non riesce però a indirizzare la sua conclusione verso la porta. Attenzione al 2 contro 2 dalla parte opposta dove c'è il numero 15 che prova a calciare, pallone sul fondo, controllato comunque dal portiere. Avanza centralmente il numero 16 della Capitolina che gioca dietro per Taloni, largo sulla destra per Sordini che prova a controllare la sfera, si accentra il numero 11, serve un compagno, chiude il triangolo, ancora Sordini, Taloni, Sordini tocca questo pallone con la punta, la deviazione gli permette di guadagnare un calcio d'angolo che va a battere proprio il numero 11 Sordini, alza questo pallone, Taloni controlla, poi scarica per un compagno, ancora il capitano della Capitolina Marconi, punta un avversario, preferisce appoggiare poi per Sordini, si muovono i giocatori in maglia gialla, Taloni prova a liberare il destro, De Paula ancora in calcio d'angolo. Pallone teso dentro, esce De Paula, attenzione perché ancora Maglieggiano in possesso della sfera, Taloni allarga sulla destra per Sordini, il numero 11 prova a calciare col mancino, c'è ancora una deviazione, sarà nuovamente corner. Sono in due dentro l'area di rigore, calcia forte e teso il corner Sordini, ancora pallone dietro per Taloni che appoggia poi per Blasim, non se la sente di rischiare, appoggio per laterale per un compagno, prova ad andare via centralmente e arriva provvidenziale la chiusura da parte del numero 8 del Virtus Fondi, Rull.
Reali gioca per un compagno, lo scarico in favore del numero 16 che potrebbe anche pensare alla conclusione, cerca di liberarsi di un avversario, poi appoggia per Reali, non prova l'1 contro 1, cerca l'appoggio per un compagno ma non c'è stata l'intesa con De Cicco. E allora 0-0 quando siamo a 11 minuti di gioco. Attenzione che perché prova ad andare via il numero 8, mette questo pallone centralmente, ha subito però un fallo il numero 8 del Virtus Fondi, Rull. È il secondo fallo della squadra di casa. Everton sul punto di battuta, dà qualche indicazione ai compagni, arriva il fischio dell'arbitro, Everton si allontana dal pallone, lascia la possibilità di calciare al numero 13 che libera il destro, trattato di Cioli. Pallone sul fondo, ma prima di terminare oltre la linea di fondo campo c'è stata una deviazione, dunque calcio d'angolo battuto ancora in favore di Cioli che ci prova col destro, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Taloni, De Cicco, ancora Taloni, serve De Cicco che viene chiuso tempestivamente da Roll. Taloni gioca dietro per un compagno, cerca e trova Fabrizio Reali, il tocco di Reali non trova Taloni, anche qualche malinteso nelle file della Capitolina Marconi, che sta cercando la via del gol ma deve stare attento a non scoprirsi troppo perché gli avversari possono essere pericolosi. De Paula, Reali anticipa una versione di testa, De Cicco tocca poi per un compagno, allarga sulla destra per Taloni, prova ad andare sul fondo, Taloni va a partire questo traversone, deviato, sarà calcio d'angolo, batte veloce il numero 10, dietro per il 16 che controlla col mancino, cerca un varco, appoggia poi su Reali che scambia col capitano, nuovamente De Cicco, largo a destra, Taloni, Reali, si chiude bene però il Virtus Fondi, non ci sono varchi per la Capitolina Marconi, prova ad andare in verticale ora Reali per De Cicco che scarica sul numero 16, ancora Fabrizio Reali che cerca di sfondare ma non ce la fa, viene chiuso bene da Cioli che riparte in questo momento. Olleia, Everton prende tempo, fa rifiatare i suoi e poi appoggia su De Paula che vorrebbe calciare. Dall'altra parte del campo c'è stato un intervento falloso di De Cicco che si prende anche il primo giallo del match dopo 13 minuti di gioco. Dunque calcio di punizione per il Virtus Fondi per un fallo commesso a palla lontana da De Cicco. Il numero 9 della Capitolina Marconi è stato anche punito con il cartellino giallo. Non entusiasta di quanto hanno mostrato finora i suoi, l'allenatore della Capitolina Marconi, mentre Blasim sistema la barriera per questo calcio di punizione della cui battuta si incaricherà il numero 15 Wagner da Costa. Arriva il fischio dell'arbitro, parte il pallone, attenzione che la deviazione della barriera per poco non lo fa terminare in rete, sarà calcio d'angolo. Battuto dietro ancora su Wagner da Costa che gioca con Everton. Ancora il numero 10
che scarica per il suo portiere, si fa vedere Wagner da Costa che prova a puntare Leonaldi, torna dietro però da Everton, De Paula va a lungo col destro, Taloni controlla questo passaggio, poi pallone dall'altra parte del campo, attenzione al numero 16 che manca l'aggancio decisivo a 1 metro dalla porta. Taloni allarga sulla destra, si fa da Leonaldi che mette in movimento Ugherani, torna dietro ancora a servire Cutrupi, Ugherani scambia con Cutrupi che va via bene ad un avversario sul lato di destra, subisce anche un fallo. Calcio di punizione battuto corto, è entrato ora in campo anche Angelini che gioca subito questo pallone con Cutrupi, scambiano i due, non è preciso il pallone di ritorno da parte del numero 16, può ripartire il Virtus Fondi, mette giù questo pallone col petto Wagner da Costa, prova a scambiare poi con un compagno, si chiude lo scambio con Cioli che allarga sulla destra sulla sinistra per il numero 18, interviene con decisione Angelini a chiudere all'Oasis la possibilità di passaggio. De Paula alza questo pallone ancora per l'Oasis, chiuso nuovamente da Angelini, chiama uno schema il giocatore del Virtus Fondi, vediamo come verrà battuto questo calcio. Questa rimessa laterale viene battuta verso Wagner da Costa che appoggia dietro per De Paula, il quale va a un rinvio lungo, Angelini di testa fa buona guardia, poi il tacco di Cutrupi prova a mettere in movimento Ugherani che rientra col tacco, calcio col sinistro e Wagner da Costa allontana la sfera. Bella iniziativa della Capitolina Marconi, vicina al vantaggio dopo 14 minuti e 15 secondi di tempo effettivo giocati in questa prima frazione di gioco. Pallone per Cutrupi, Leonaldi prova la conclusione col mancino, respinta però Wagner da Costa, può ripartire Cutrupi, recupera per un attimo la sfera ma non riesce a tenerla, si può ricominciare da Blasim che va a servire Angelini che va da Leonaldi si accentra, mette in movimento Cutrupi il quale rientra sul sinistro, poi tocca col tacco per Angelini, largo a destra da Ugherani che scarica ancora per il numero 2, cerca lo spazio per il tiro, respinto però, torna sul pallone Leonaldi che copre la rimessa laterale e va a batterla verso Cutrupi, scambiano Cutrupi e Ugherani, pallone di ritorno per il numero 8 che prova a calciare, toccato in corner la sua conclusione, mentre viene nuovamente chiamato un time out. Sta per riprendere il gioco, si riprenderà appunto dal calcio d'angolo per la Capitolina Marconi che va a battere Angelini, scambia per Ugherani, prova a calciare il numero 8, gli viene impedito di trovare la porta da un avversario. De Paula controlla questo pallone, tocca per Wagner da Costa che va a lungo, pallone troppo lungo per tutti, finisce comodamente tra le braccia di Brasim che prova a rimettere in movimento Ugherani, perde il tempo il numero 8. Angelini fermato irregolarmente da Cioli, 3 pari il conto dei falli. Ancora Angelini, scambia con Cutrupi, dietro per Leonaldi che va per Ugherani che prova ad aprire dall'altra parte del campo. Angelini gradisce le intenzioni del compagno, lungo De Paula, Cutrupi non interviene, di testa anche Leonaldi, attenzione perché la palla sfila ma il numero 17 del Virtus Fondi non riesce a concretizzare. Angelini
gioca per Cutrupi, va a servire Leonaldi. Leonaldi scarica ancora su Angelini, che prova a liberare il destro. Buono il tentativo da parte di Angelini, sfera che termina però larga sul fondo. Rimangono esattamente 4 minuti di tempo effettivo da giocare in questo primo tempo qui al Palatolive. 0-0 tra Capitolina Marconi e Virtus Fondi. Pallone in verticale, Angelini copre benissimo, rimane lì per un attimo la sfera, riescono ad uscire poi i giocatori della Capitolina Marconi con Cutrupi che va via sulla destra, esce anche De Paula per impedirgli la giocata. Attenzione perché qui il portiere ha impedito a Cutrupi di giocare il pallone e si va a prendere questo cartellino giallo. Secondo giallo del match, dunque, dopo De Cicco anche De Paula finisce nella file degli ammoniti. Sarà nuovamente corner per la Capitolina Marconi. Sempre Cutrupi sul punto di battuta che appoggia dietro per Leonaldi, il suo destro viene respinto. Poi Leonaldi strattona un avversario e puntuale arriva per lui anche il cartellino giallo. Terzo giallo del match, sacrosanto possiamo dire. Fallo tattico speso da Leonaldi in questa occasione. Ha impedito la ripartenza degli avversari, tirando per la maglia un avversario. Irregolarità punita dall'arbitro con il quarto fallo per la Capitolina Marconi. Proprio Leonaldi recupera la sfera, serve Taloni che prova ad avanzare palla al piede. Sull'altro lato del campo c'è Sordini libero. Sordini ha un avversario davanti, non se la sente di puntarlo, appoggia per Leonaldi. Taloni, ancora il numero 12 Ugherani, cerca la sovrapposizione di Leonaldi che però non arriva. Taloni, attenzione a Wagner dalla Everton dall'altra parte del campo, cade il numero 10 ma è tutto regolare. Ugherani col petto per Leonaldi, scambiano i due, non si chiude lo scambio. Se la cava la difesa della Virtus Fondi, si sta alzando l'intensità il match. Wagner da Silva allarga per Everton, prova a calciare Everton, conclusione sul fondo. Ha controllato la traiettoria Blasim, mentre c'è spazio anche per Reali in questa ultima fase del primo tempo. Sordini tocca proprio per Reali, il numero 23 allarga sulla destra per Ugherani che serve Taloni. Il capitano prova a puntare un avversario, scarica poi su Ugherani, ancora Taloni, si accentra, non trova la penetrazione centrale però, e allora Sordini, tocco per Ugherani fuori misura. Persa male questa possibilità d'attacco da parte della Capitolina Marconi. De Paula colpisce Ugherani nel tentativo di rinvio, attenzione al tentativo di ripartenza fermato però. Wagner da Costa prova ad allargarsi, appoggia dietro, scambio centrale per Cioli. Sordini interviene, lo chiude in rimessa laterale. Della quale va a incaricarsi il capitano Olleia, che tocca centralmente per un compagno, poi mette questo pallone dentro. C'è stata una deviazione da parte di una maglia gialla, si tratterà di calcio d'angolo mentre si accendono anche gli animi. Pallone giocato dietro, ma ha capito tutto Taloni,
Attenzione alla possibilità di contropiede per la Capitolina Marconi, tocca per Reali. Reali ancora dietro per Taloni. Taloni! Il capitano Taloni, 1-0 per la Capitolina Marconi quando manca 1 minuto e 47 alla fine del primo tempo. L'ha sbloccata il numero 10. Calcio d'angolo battuto male da parte della Virtus Fondi e sulla ripartenza iniziata proprio da Taloni Reali è stato bravo a scambiare col numero 10 che poi ha concluso verso la porta. Attenzione però, siamo già dall'altra parte del campo, chiude Reali il tentativo di pareggio da parte del Virtus Fondi, che se anche dovesse finire così la prima frazione sta disputando sicuramente una buona gara. Si fa vedere centralmente il numero 8 che scarica ancora per Wagner da Costa. Cioli, pallone ancora per il numero 8 Rios, che va a scambiare ora con Cioli. Perso il pallone, attenzione, possibilità per Angelini che mette in movimento Reali. Reali per Angelini, tirato giù per la maglia. Arriva il cartellino giallo per l'autore del fallo. Irregolarità commessa da Olleia e sarà calcio di rigore per la Capitolina Marconi. C'è anche un cambio in porta per il Virtus Fondi che fa posto al numero 20 Venditti. Angelini contro Venditti, fischia l'arbitro. Angelini non sbaglia, 2-0 in 1 minuto. La Capitolina Marconi realizza 2 gol e si porta sul doppio vantaggio sul finire del primo tempo. Ancora un pallone perso male dal Virtus Fondi ha permesso la ripartenza e la Capitolina Marconi si è dimostrata decisamente cinica nel non perdonare gli errori degli avversari. Forse gli unici 2 veri errori commessi dalla Virtus Fondi in questa prima frazione sono stati puniti con un gol da parte della capolista, che è ancora in avanti con Reali che perde questo pallone. Va via il numero 18, atterrato da Ugherani, e il quinto fallo. Ci sarà un tiro è il quinto fallo della Capitolina Marconi. Calcio di punizione per il Virtus Fondi. Sul pallone c'è Everton che mette la sfera dentro l'area a cercare l'inserimento di Olleia. Non c'è l'intesa dei due però. Attenzione a Taloni che può ripartire, allarga sulla sinistra per Reali. Reali si accentra, scarica per Angelini che libera il sinistro. La parata di De Paula che fa ripartire i suoi. C'è Everton sulla sinistra, centralmente per il numero 8 che allarga ancora per Olleia. Lo scarico a favorire il numero 18. Non passa il pallone, poi la punta di Everton e la risposta di Blasim in rimessa laterale. Everton alza il campanile, chiuso di testa da Angelini. Va da Ugherani, che ora chiaramente non ha fretta e arriva in questo momento la fine del primo tempo, che si chiude sul 2-0 per la Capitolina Marconi, che ha trovato 2 gol nei minuti finali con Taloni e Angelini. Sta per iniziare la ripresa della sfida tra Capitolina Marconi e Virtus Fondi. Ricordiamo il parziale di 2-0 per i padroni di casa. Le reti che per ora decidono il match sono arrivate nella parte finale del primo tempo. A siglarle il capitano Taloni e Angelini
su calcio di rigore. Entrambi i due marcatori sono al momento in campo, quindi faranno parte della formazione che in questo momento dà inizio al secondo tempo. Capitolina che proverà chiaramente a controllare il vantaggio e a incrementarlo se possibile. Virtus Fondi che va alla disperata ricerca di un vero e proprio miracolo sportivo. Rimontare in casa della capolista non sarà certo un'impresa facile. Di certo non è stata malvagia, se così possiamo definire, la prestazione della squadra ospite nella prima frazione di gioco. Anche qui mettono pressione all'azione dei padroni di casa e riescono a conquistare questa rimessa laterale sull'out di sinistra. A batterla è Everton, che va centralmente per Cioli che prova a liberare il destro. Pallone che termina sul fondo e Blasim fa ripartire i suoi. Taloni attaccato da un avversario, prova a coprire la sfera, serve Angelini che rientra sul destro. Buona la finta da parte del numero 2, Kutrupi. Vuole il movimento di Potric che c'è in questo momento, copre bene la difesa del Virtus Fondi e la sfera torna tra le braccia di De Paula. Angelini copre bene, controlla bene il pallone, poi Taloni guadagna questa rimessa laterale. Non sono d'accordo i calciatori del Virtus Fondi. Taloni ritiene di non essere stato lui l'ultimo a toccare la sfera. L'arbitro gli dà ragione. Sarà della Capitolina Marconi questa rimessa laterale. Il capitano della Capitolina Marconi va a battere questa rimessa laterale su Kutrupi, il quale non riesce a controllare la sfera, disturbato da un avversario, tutto regolare però. Ancora Everton, gioca in verticale, lo scarico per De Paula. Pallone in verticale a cercare il numero 7 che prova a liberare il destro. C'è la grande risposta di Blasim e poi Cioli calcia alto. Subito l'opportunità per accorciare le distanze per il Virtus Fondi. Ottima risposta di Blasim, non perfetta la difesa del Capitolina Marconi. Prima Olleia e poi Cioli non sono riusciti a siglare il gol del 2-1. Attenzione Everton che recupera il pallone, esce Blasim, poi Taloni, chiuso in fallo laterale. Non si è sicuramente arresa la squadra ospite. Potrek gioca per Kutrupi, ancora Potric. Avanza il numero 3, prova a fare tutto da solo. Attenzione perché viene chiuso, poi riesce a toccare sulla destra per Angelini che controlla, fa una finta, rientra sul mancino, scarica per Kutrupi che controlla col sinistro, calcia, sfera che rimane lì e Taloni col tacco non riesce a metterla in rete. Anche la Capitolina vicina al 3-0. Everton sale centralmente, prova a servire Cioli, attaccato bene da Angelini che recupera la sfera e si prende gli applausi della panchina. Ancora Angelini, intercettato qui il suo tentativo di passaggio. Si riprenderà con una rimessa laterale battuta ora proprio sui piedi di Angelini che va a servire Potric sulla destra. Pallone in orizzontale per Taloni che attraversa tutto il campo prima di lasciare la sfera a Kutrupi. Blasim lungo per Taloni che la mette bene col petto, poi ritiene di aver subito un tocco, tutto regolare per il direttore di gara. Si gioca Everton, si accorge che c'è un avversario a terra e mette il pallone fuori. Problema al ginocchio per Taloni. Vedremo se ci sarà bisogno dell'intervento
dalla panchina. No, si rialza il capitano della Capitolina Marconi, autore del gol che ha aperto le marcature. Si accendono anche gli animi, chiaramente, man mano che il cronometro comincia ad avvicinarsi alla fine del match. Guadagna qui un calcio d'angolo il Virtus Fondi. Everton è sul punto di battuta. Pallone sul secondo palo che non passa. Chiude bene Taloni. Ancora Everton. Scruta il movimento dei compagni, prova a servire il numero 8 Rull. Il suo tiro è stato toccato, sarà nuovamente corner per il Virtus Fondi. 3 minuti della ripresa sono andati, il risultato è rimasto invariato. Il Virtus Fondi ha avuto un'opportunità per trovare il gol del 2-1. La Capitolina Marconi è riuscita a difendersi bene finora, è anche andata vicina al 3-0 con Taloni, partita che comunque non dà l'impressione di essere ancora chiusa. Pallone dentro! E infatti arriva il gol del Virtus Fondi, lo sigla il numero 8 Rull su azione di calcio d'angolo dopo 3 minuti della ripresa. Il 2-1 del Virtus Fondi che accorcia le distanze. Possiamo dire che è meritata la rete per gli ospiti che stanno disputando, ripetiamo, una buona partita contro la capolista, e il doppio svantaggio poteva essere sicuramente una punizione troppo grossa. Ora ci sono ancora 17 minuti di tempo effettivo per gli ospiti in maglia rosso-blu per andare alla ricerca del pari, e la Capitolina non potrà più preoccuparsi solo di coprirsi. Reali mette il pallone dentro Cutrupi col petto, non riesce a indirizzarlo verso la porta. Anticipo di Taloni, ancora Cutrupi, gioca su Reali alza il pallone per la conclusione di Sordini, pallone che rimane lì, ancora Reali, dietro per Taloni, Sordini guadagna la rimessa laterale, no, secondo il direttore di gara. Sarà del Virtus Fondi il possesso, gestito ora da De Paula che va a lungo. Reali di testa fa buona guardia, attenzione perché arriva da dietro il numero 7 Olleia che non riesce però ad controllare il pallone, viene fermato da Sordini. Blasim per Taloni, ancora Sordini, verticale per Reali che ancora cerca Taloni, chiude bene l'autore del gol Rull che poi non riesce a giocare questo pallone. Stremato chiede il cambio e lascia il posto a Cioli. Sordini apre sulla sinistra, Reali gioca su Taloni, inserimento centrale di Cutrupi. Taloni preferisce andare da Reali. Sordini, l'equilibrio precario, riesce a giocare questo pallone, lo recupera Cutrupi, ancora Sordini, mette in movimento Cutrupi che calcia col mancino sul corpo di Wagner Costa che si oppone. Reali per Sordini, scambio tra i due, poi arriva Taloni, tiene il pallone in gioco Reali, va via, tocca questo pallone, la deviazione di un giocatore della Virtus Fondi che mette involontariamente in corner nel tentativo di impedire che la sfera arrivasse a Taloni. E proprio il numero 10 andrà a battere il calcio d'angolo scaturito dal tocco di Olleia. Pallone dentro, Sordini non riesce a calciare, riparte Wagner da Costa che punta Cutrupi, prova ad andare via a velocità, il numero 15 riesce ad andare via dentro l'area, Wagner da Costa poi perde il controllo della sfera e dall'altra parte del campo prova a ripartire Taloni che si porta il pallone però al di là della linea laterale del campo.
Everton. Scambio con Olleia, poi pallone che finisce tra i piedi di Cutrupi, che si gira, va da Taloni, prova ad accentrarsi il numero 10 e liberare il destro. Wagner si oppone, non è finita. Reali, Sordini per Cutrupi che cerca un compagno col tacco, non aveva visibilità, sperava nella presenza di Reali che non era lì. Sono riusciti comunque a guadagnare la rimessa laterale i giocatori della Capitolina Marconi, che rimangono nella metà campo avversaria, con Taloni che gioca per Sordini sulla destra. Sordini prova ad andare via, riesce a superare un avversario, tentativo di cross fermato in corner da Wagner da Costa. Angolo battuto sul secondo palo per Taloni che controlla col destro, calcia col sinistro, conclusione fuori misura. Possesso palla che porta al lancio di Wagner, pallone recuperato sulla sinistra, ora c'è Ugherani che gioca con Reali, si va dall'altra parte per Sordini che prova a puntare un avversario, poi scarica per Taloni, si fa vedere ancora Reali. Ugherani, Wagner da Costa prova a recuperare il pallone, Costrin. Ancora Wagner da Costa e colpisce il palo, vicinissimo al pareggio la Virtus Fondi. Prova ad andare via Taloni, ha sottratto il pallone a Taloni e si è indirizzato verso la porta. È andata vicinissima al pareggio la squadra rossoblu. Leonaldi appena rientrato appoggia per Sordini che va a servire Ugherani, pallone dentro, De Paula riesce a farla sua. Le emozioni non sono sicuramente finite al Palatoliv. Possibilità per Olleia che avanza palla al piede e poi appoggia per Everton. Wagner da Costa mette in movimento ancora Olleia, chiude bene Sordini che poi avanza palla al piede. Serve in questo momento Reali che ha un po' di spazio ancora per il numero 11 che prova la conclusione, pallone che rimane lì. Ugherani si oppone due volte, De Paula, non è finita. Attenzione Ugherani che gioca dietro per un compagno, c'è poi Sordini, scarica per la conclusione, respinta in rimessa laterale. Ancora Leonaldi, ma la rimessa laterale non era in favore della Capitolina Marconi. Vicinissima al 3-1. Potrebbero segnare entrambe le formazioni in qualsiasi momento. Partita veramente intensa qui Palatoliv oggi, con la Capitolina Marconi che in questo momento è in possesso della sfera e ha ancora un gol di vantaggio sugli avversari. Blasim lungo a cercare Leonaldi che prova a metterla giù col petto, ha commesso, non era tanto petto neanche tanto spalla secondo il direttore di gara, che ha fischiato un calcio di punizione in favore del Virtus Fondi, battuto in questo momento verso De Paula che calcia lungo a cercare addirittura la porta. Blasim ringrazia e fa ripartire il numero 23 che poi serve Cutrupi, ancora Reali, Cutrupi per Ugherani, prova ad andare via sul mancino, libera la conclusione. C'è stata la deviazione da parte di una maglia rosso-blu. Sarà calcio d'angolo per la Capitolina Marconi. Reali dietro per un compagno che mette in movimento Cutrupi. Cutrupi col destro! Tocca un legno e finisce fuori la conclusione di Cutrupi. Vicino al 3-1 ancora la Capitolina Marconi.
il Virtus Fondi si prende qualche rischio di troppo. Ma questo potrebbe essere il prezzo da pagare per andare alla ricerca del pareggio. Reali, Ugherani, c'è il movimento di Leonaldi servito in questo momento, prova a chiudere il triangolo col tacco, chiuso in rimessa laterale da Wagner da Costa. Pallone dietro per Ugherani che calcia col mancino. Pallone ancora per il Virtus Fondi, Wagner da Costa. Tocca ancora per un compagno, rimangono nella propria metà campo, hanno qualche difficoltà a uscire in questo momento i calciatori del Virtus Fondi che guadagnano metri. Attenzione al pallone sbagliato, Ugherani lo recupera per un momento, poi Cioli la fa sua, Cutrupi commette fallo secondo il direttore di gara. Si erano già accese le proteste da parte della panchina ospite, ma il fischio del direttore di gara è arrivato a sanzionare il fallo di Cutrupi su De Paula. Wagner da Costa gioca per un compagno sull'out di sinistra, riceve centralmente il numero 15 che poi allarga sulla destra. Attenzione al pallone perso, Leonaldi attacca ancora, non riesce a recuperare la sfera. Rull scambia con un compagno, chiude Reali che gioca per Cutrupi, prova ad andare via Cutrupi, chiuso bene da Loasses. Poi proprio Cutrupi impedisce la ripartenza ospite e costringe alla rimessa dal fondo il Virtus Fondi. Quando mancano 53 secondi allo scoccare esatto della metà del primo tempo. Attenzione Cutrupi, recupera questo pallone, Cutrupi davanti al portiere, prova a metterlo dentro. Ugherani è arrivato con leggero ritardo, possibilità dalla parte opposta per Everton, il 2-2 del Virtus Fondi sul pallone perso dalla capitolina Marconi. In contropiede Everton fa 2-2 dopo 10 minuti della ripresa. Incredibile al Palatuliv, è riuscita ad agganciare il pareggio sotto di 2 gol la squadra rossoblu, e ora la capitolina Marconi dovrà ricominciare alla ricerca del vantaggio, ma assolutamente nessuna possibilità è da escludere considerando quanto è aperta questa sfida. Lungo De Paula, lancio fuori misura che non può essere controllato da Olleia. Cutrupi, controllo Ugherani, non riesce a tenere la sfera il numero 8, sarà rimessa laterale per il Virtus Fondi, pallone alzato verso il centro, Blasim la fa sua. C'è poi Cutrupi, prova ad andare via proprio il numero 16. Cutrupi cerca il fondo, mette questo pallone dentro, sfera che rimane lì e viene allontanata dai giocatori del Virtus Fondi che possono ripartire in contropiede. Attenzione al 2 contro 2, chiude bene Ugherani su Olleia. Si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Virtus Fondi sul punto di battuta Everton. Alza il pallone sul secondo palo, Leonaldi di testa legge bene la traiettoria e riesce a intervenire. Ancora rimessa laterale, questa volta sui piedi del numero 18 Loasses che gioca centralmente verso Everton, chiuso però bene dalle maglie gialle. Allora tentativo di ripartenza che Angelini non riesce a concretizzare portandosi il pallone oltre la linea laterale del campo.
possesso ancora per il Virtus Fondi, che sta giocando un grandissimo secondo tempo. Lo Assess si gira, prova a calciare col sinistro, pallone leggermente sul fondo. Prova ad andare via Leonaldi, che poi allarga per Kutrupi. Kutrupi cerca ancora il numero 12 fermato, però attenzione a Everton prova a superare l'avversario, che però lo ferma bene e prova a ripartire in azione solitaria in contropiede. Kutrupi atterrato da Everton, che si prende il giallo, ma applausi per Kutrupi, che recupera la sfera e va via bene conquistando questo calcio di punizione. Giallo dunque anche per Everton. Sarebbe andato a concludere il numero 16. È stato probabilmente ben speso il cartellino giallo da parte dell'esperto calciatore del Virtus Fondi. De Paula posiziona la barriera. Sul punto di battuta c'è Taloni. Parte Taloni, colpisce proprio il muro predisposto da De Paula. Attenzione al pallone, giocato male, e Blasimme col petto. Secondo il direttore di gara ha rischiato tantissimo la Capitolina Marconi. Già dall'altra parte con Kutrupi, e De Paula si salva. Capovolgimenti di fronte continui. La partita ora sta diventando bellissima. Leonaldi prova a liberare il destro. Disattenzione clamorosa della Capitolina Marconi. Se l'è cavata in qualche modo Blasimme. E poi Kutrupi con la punta è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Ha trovato una grande risposta da parte di De Paula. Pallone giocato dietro per Everton, che alza la sfera a cercare lo Assess, copre Angelini, che si prende la rimessa laterale, la gioca verso Leonaldi, va via bene ad un avversario, prendendosi anche qualche rischio. Kutrupi per Taloni, ancora Angelini attaccato, rischia tantissimo il numero 2, che riesce però a cavarsela, guadagna la rimessa laterale. Kutrupi, Angelini, Leonaldi, Taloni non riesce a tenere il pallone in gioco, perde un'altra volta il possesso la Capitolina Marconi. Tentativo di conclusione da parte di Wagner. Da Costa, respinto ancora in fallo laterale. C'è Everton sul punto di battuta, dietro per Wagner da Costa, che restituisce la sfera al numero 10. Scambia col capitano Lei e poi torna dietro da De Paula, il quale non ha sbocchi, allora va a lungo. Il colpo di testa a coprire però di Leonaldi, se la cava in qualche modo lo Assess, va il pallone ancora sui piedi di Taloni, che prova ad andare via. Carambola sulla quale interviene ora Kutrupi, c'è il tocco col braccio di Leonaldi, che commette una grossa ingenuità. È già ammonito il numero 12, attenzione perché l'arbitro lo grazia. No, arriva il giallo per Leonaldi, che era già ammonito, e si prende il cartellino rosso. Veramente un'ingenuità clamorosa da parte del numero 12 della Capitolina Marconi, che viene espulso. Sembrava essere stato in un primo momento graziato dal direttore di gara. Un po' di confusione ora con le proteste della panchina della Capitolina Marconi, che chiaramente
hanno fatto recepire il proprio dissenso all'arbitro e ora la Capitolina Marconi si trova con un uomo in meno a gestire una situazione sicuramente non facile. Virtus Fondi che deve provare l'affondo alla ricerca del gol del vantaggio. Loasses chiuso nei pressi della bandierina, riesce a girarsi e a scaricare su Wagner da Costa, che serve Everton dall'altra parte per il capitano che calcia addosso a Blasim. Recupera la sfera Gherani che mette in movimento Cutrupi. Dall'altra parte c'è Taloni. Sarà anche giocata la carta del portiere in campo. Sarà giocata la carta del portiere in movimento, la Capitolina Marconi, ma c'è stata un'interruzione del gioco. Il cambio non è avvenuto probabilmente da quello che ci è sembrato di capire. Sordini è entrato in campo prima che il compagno abbandonasse il terreno di gioco e dunque si è anche preso il cartellino giallo. Il numero 11 della Capitolina Marconi. Everton gioca per il capitano, ancora Everton, serve ancora lei, a pallone dentro, Loasses non riesce a controllare, lascia il campo Blasim, portiere in movimento per la Capitolina Marconi che perde la sfera, ma c'è il fallo ai danni di Ugherani. Brivido che è corso lungo la schiena di tutta la panchina e la tifoseria della squadra di casa, che in questo momento gioca con la porta scoperta. Pallone in profondità proprio per Sordini. Sordini prova a controllare, lo mette dentro per Taloni che non riesce a controllare, contropiede del Virtus Fondi, pallone dentro per Olleia calcia addosso a Ugherani. Non è finita, Loasses col sinistro, Loasses, il 3-2 del Virtus Fondi che completa la rimonta. Un secondo tempo fantastico da parte della formazione ospite e ora ci sono 7 minuti ancora da giocare. Il miracolo sportivo di cui parlavamo all'inizio della ripresa potrebbe compiersi. La Virtus Fondi ha rimontato e ora è in vantaggio, mentre sono tornati a essere 5 in campo i giocatori della Capitolina Marconi. Attenzione però ancora al contropiede con Wagner da Costa, chiuso tempestivamente da Ugherani, riparte il contropiede con Cutrupi, chi può puntare un avversario, va via bene il numero 16, serie di rimpalli, sfera che rimane lì, attenzione che arriva il fischio dell'arbitro, il secondo giallo per Everton, già ammonito, e arriva il rosso anche per il numero 10 e sarà calcio di rigore per la Capitolina Marconi. Incredibile, sta succedendo di tutto al Palatoliv. C'è il rosso per Everton che ha commesso l'irregolarità ai danni di Cutrupi e proprio il numero 16 andrà a battere questo calcio di rigore che potrà riportare il risultato in parità. Ancora qualcosa da dire al direttore di gara prima di abbandonare il terreno di gioco, il numero 10 Everton. Dunque un'espulsione per parte. Calcio di rigore, secondo calcio di rigore per la Capitolina Marconi. Parte Cutrupi spiazza De Paula e fa 3-3 il boato del Palatoliv per il pareggio della Capitolina Marconi. Riprende il gioco, 6 minuti e mezzo alla fine di una partita in cui non sono mancate sicuramente le emozioni
Virtus Fondi che prova ancora ad attaccare ma perde la sfera. Cutrupi prova a ripartire, Cutrupi calcia, De Paula in qualche modo ci mette le mani e salva in corner. Reali dietro per Taloni che calcia di prima, non ha voluto correre eccessivi rischi il capitano della Capitolina Marconi, la sua conclusione non ha trovato assolutamente lo specchio della porta. Cioli, Wagner da Costa, pallone lungo a cercare l'Oasis che tocca con la testa senza riuscire a mettere giù. Reali scambia con Cutrupi che va in verticale per Taloni, punto l'avversario, pallone dentro, anticipo provvidenziale su Gherani che stava per concludere a rete, calcio d'angolo per la Capitolina Marconi. Sul punto di battuta Reali che mette dentro per Ugherani, si combatte, sarà rimessa laterale ancora per gli uomini in maglia gialla. Sul punto di battuta stavolta Ugherani che appoggia dietro per Taloni, il quale controlla e scarica su Reali. Si fa vedere centralmente Cutrupi, non riesce a mettere il piede su questo pallone, probabilmente anche stanco. E c'è un time out per il Virtus Fondi. Riprende in questo momento il gioco dopo il time out, quasi poco meno di 6 minuti alla fine della partita. 3-3 il punteggio tra Capitolina Marconi e Virtus Fondi, padroni di casa che sono in questo momento in possesso della sfera con Ugherani che alza a cercare Cutrupi, Cutrupi mette giù col sinistro. Tentativo poco pericoloso per De Paula, prova a ripartire il numero 8 Roll, appoggia per Olleia. Largo sulla destra, si va a vedere Wagner da Costa. Cioli, verticalizzazione per Wagner da Costa che prova a sfruttare il fisico per superare Ugherani, guadagna una rimessa laterale che batte veloce dietro per Olleia. Il passaggio di Olleia è fuori misura, dalla Capitolina Marconi la possibilità di respirare e ripartire palla al piede. Taloni, Cutrupi prova a farsi vedere Reali, Cutrupi lo vorrebbe servire, lo va a trovare in questo momento capitano. Taloni scambia con Ugherani, chiude bene Olleia che poi serve Roll attaccato da due avversari, riesce ad andare via bene in un primo istante, poi si allunga la sfera oltre la linea naturale del campo, difficile fare di più in quella condizione. Rimessa laterale per la Capitolina Marconi che comunque è ancora nella propria metà campo. Gioca con i piedi anche Blasim ora. Si gira bene Cutrupi e lascia Ugherani ad andare 2 contro 2. Pallone dall'altra parte per Taloni. Per questioni di centimetri non ci arriva il capitano della Capitolina Marconi. Sovrapposizione di Wagner da Costa che riceve, calcia! E il pallone che passa sotto le braccia di Blasim. La Virtus Fondi è ancora avanti 4-3 in casa della Capitolina Marconi. Ottimo movimento da parte di Wagner da Costa che si è fatto trovare libero e ha punito un Blasim a cui forse può essere assegnata anche qualche responsabilità in questa circostanza. Angelini ora dietro per Blasim. Taloni, va via il numero 10, chiuso da Wagner da Costa che si prende chiaramente tutto l'incitamento da parte della panchina. C'è Ugherani che gioca con Valentini, si va dalle parti di Cutrupi. Cutrupi prova a cercare il fondo, chiuso da due avversari, riesce a guadagnare una rimessa laterale sul punto di battuta c'è Ugherani che gioca dietro, attenzione alla conclusione da parte di Cutrupi. Ancora rimessa laterale, ancora Ugherani,
dietro per Cutrupi, riceve ancora il numero 8 che alza la sfera proprio per il 16 che calcia, prova a metterci la gamba Taloni, è ancora laterale, pallone messo dentro rasoterra, allontana la difesa del Virtus Fondi. Rientra in campo anche Loasses, mentre negli ultimi minuti ci sarà posto anche per De Cicco nelle fila della Capitolina Marconi. Copre il pallone proprio il numero 9, che poi non riesce a seguire un compagno, può ripartire il contropiede del Virtus Fondi, ma c'è l'interruzione del gioco per un fallo subito da Cioli. Il capitano Leia va a lamentarsi col direttore di gara, non condivide questa decisione. Il campo si era liberato per il contropiede, ma l'interruzione del gioco da parte dell'arbitro fa sì che si debba ricominciare da dietro. De Paula sbaglia il passaggio, possibilità per Ugherani, recupera bene Wagner da Costa tornando sull'avversario. Poi De Cicco chiude rimessa laterale, guadagna anche la rimessa Angelini per Ugherani, prova a chiudere l'1-2 il numero 8 ma non ci riesce, la sfera torna sui suoi piedi. Taloni, Angelini cerca un varco, Olleia ancora, si schiaccia il Virtus Fondi per coprire il vantaggio. Ancora De Cicco dentro per Valentini e arriva il 4-4 di Valentini, di Angelini, pardon, a 2 minuti dalla fine, a 3 minuti dalla fine. Il 4-4 della Capitolina Marconi sul pallone recuperato da Ugherani, il tacco di De Cicco e Angelini fa 4-4. Ancora parità, ben 6 gol in questa ripresa. Loasses controlla la sfera, prova ad accentrarsi, c'è Cioli, perde il controllo della sfera, può ripartire ancora De Cicco, Cutrupi, prova ad andare via, serve De Cicco che poi cerca un varco chiuso. Dietro per Angelini, che appoggia ancora su Taloni. Taloni non ha lo spazio per liberare il destro, torna dietro da Angelini, si fa vedere De Cicco, vorrebbe chiudere l'1-2 ma gli viene impedito da Cioli, allora si ricomincia dietro da Cutrupi che trova ancora il numero 2 che alza questo pallone verso il centro, lo copre col petto De Cicco, attenzione al contropiede del Virtus Fondi, Angelini ci mette una pezza, Taloni recupera la sfera, prova a ripartire 3 contro 3, Taloni libera il destro, pallone respinto, sarà rimessa laterale per la Capitolina Marconi. 1 minuto e 56 di tempo effettivo alla fine della gara, sarà 1 minuto e 56 di fuoco perché entrambe le squadre vogliono vincerla. Dietro per Angelini, Angelini prova a liberarsi di un uomo, Wagner da Costa che non solo recupera il pallone ma guadagna anche il fallo e costringe Angelini a prendersi il cartellino giallo. E il quinto fallo, qualche parola di troppo da parte di Angelini che incredibilmente si prende il cartellino rosso e finisce anzitempo la sua partita. Il primo giallo è arrivato per un fallo ai danni di Wagner da Costa, il secondo è arrivato per proteste, tutto nel giro di pochi secondi. Finisce qui la partita di Angelini. È il terzo espulso del match. E ancora in inferiorità numerica la Capitolina Marconi con 5 falli commessi e 1 minuto e 45 di tempo effettivo alla fine della gara. Rull tocca per Wagner da Costa, ancora Rull, si fa vedere Olleia che viene servito in questo momento. Rull scambia con un compagno, ancora Rull apre il pallone, Blasimme se la cava in qualche modo sulla conclusione del numero 17 Lauretti. Ancora Wagner da Costas. Rull riceve il 15 che non ha fretta, vorrebbe far uscire
i 3 uomini della Capitolina Marconi in copertura della porta di Blasin. Wagner da Costa, Rull, stanno aspettando il momento opportuno. 45 secondi alla fine della gara, ancora Rull, avanza palla al piede, gioca dietro ancora per Wagner da Costa. Rull, 30 secondi, se la vogliono giocare all'ultima azione, vogliono lasciare la Capitolina Marconi in inferiorità numerica fino all'ultimo secondo di questa sfida e tentare il tutto per tutto con l'affondo decisivo che arriva forse in questo momento. Lauretti la gioca malissimo e finiscono qui forse le possibilità per il Virtus Fondi di vincere questa gara. 10 secondi alla fine, Ughinai gioca in profondità per Kutrupi che prova a coprire la sfera, se la porta fuori, rimessa laterale. 7 secondi e 54. Pallone per Rull che prova a girarsi, suona la sirena, finisce qui al Palatuliv una partita bellissima, 4-4 tra Capitolina Marconi e Virtus Fondi. Rimangono imbattute le due formazioni, ma danno vita a una partita fantastica che termina con un pareggio che forse è giusto considerando quello che abbiamo visto. Nel primo tempo meglio la Capitolina Marconi, nel secondo un grande Virtus Fondi che ha venduto carissima la pelle, alla fine è uscito imbattuto dal Palatuliv.